Tassa sui rifiuti, il sindaco di Agrigento ha annunciato per il 2018 bollette meno care, ma sarà Aula Sollano nelle prossime ore a doversi esprimere e l'esito non sembra proprio scontato, non perché la riduzione non sia gradita all'Assemblea cittadina, ma perché alcuni consiglieri non sarebbero del tutto convinti che, così come è strutturato il piano finanziario del servizio, non si arriverà ad un reale contenimento dei costi e quindi ad una tariffa meno pesante per i contribuenti. E tra i primi a prendere posizione è stata la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, che pone una serie di interrogativi. Il sistema Tuona non viaggia per niente verso l'efficientamento, basta scendere in strada per accorgersene. Il servizio è vergognoso, si sente la mancanza di qualcuno che spazzi le strade. Carlisi poi spiega: le tariffe diminuiscono, diminuisce solo la quota fissa della Tari, sottolinea ancora l'esponente grillina di Aula Sollano, ma solo perché non c'è più spazzamento e diserbo. Ed ancora, nel piano economico della Tare 2018 non sono dichiarate, fa sapere la Carlisi, il numero di utenze domestiche e non domestiche e dunque non si vede se c'è stato un aumento dei paganti. Insomma, si prevede una seduta molto calda, movimentata del Consiglio Comunale, anche perché il sindaco Firetto in aula, dopo la defezione annunciata anche dal gruppo degli ex alfaniani, non ha più la maggioranza e dunque i provvedimenti, le scelte del governo locale passano attraverso valutazioni adesso anche di natura politica, oltre che di natura amministrativa. E intanto è stata bonificata dagli operai della ditta Iseda la via Vallicaldi, una delle strade del centro storico a due passi dalla via Atenea che alcuni incivili hanno eletto a discarica personale. Gli operai dell'Iseda, dopo le segnalazioni dell'associazione Mare Amico, sono intervenuti con mezzi speciali per rimuovere i cumuli di rifiuti, restituendo decoro alla zona. E in tema di rifiuti si scatena l'ironia sui social e Satira Agrigentina sale in cattedra.